campionato Triveneto di salto ostacoli, lo commentiamo con il padrone di casa, va bene come termine? Quasi, dai. Davide Moro, dico giusto? Sì, perfetto. E con Antonio Piovanna, una persona che adora essere intervistata, proprio qui che lei mi conferma, lui fremeva per poter avere questo spazio di celebrità, non ce la siamo sentito di negarglielo. Allora, chi commenta per primo dei due il risultato? Chi vuole parlarne? Dipende dalla domanda. Esatto. Allora, faccio una domanda a lui. Sì. Gli faccio una domanda? Io gli devo Certo, fare... cattiva però, No. Quanti iscritti hai avuto alla tua manifestazione? Siamo... Saranno oltre 200. Poco oltre 200. Faccio una domanda lei cattiva più avanti, però cerchi di essere più... Come è sembrata la qualità degli iscritti? La qualità degli iscritti era ottima secondo me, perché comunque sono venuti dei veri appassionati, quelli che avevano voglia di mettersi in rilievo, e abbiamo avuto un ottimo direttore di campo che ha messo dei percorsi perfetti. Tutti hanno saltato, nessuno ha avuto problemi e anzi io mi sono messo molto volentieri a guardare anche la crescita dei nostri ragazzi che si sono messi a disposizione del comitato e si sono messi a disposizione anche delle prossime manifestazioni di interesse regionale e federale. Poi devo dire che non so se lei lo conosce, un certo Antonio Piovanna, ha avuto anche la sensazione che una sua allieva ha fatto una bella vittoria. In questo frangente è un mesetto che mi ha chiesto la collaborazione Alessia Corò, più che altro sono anche molto amico della mamma, la conosco da quando era bambina, adesso ormai è una donna, 27 anni, quindi io ho dato un supporto tecnico perché lei è già di sua bravetta, ma una persona da terra serve sempre. E allora, parlando anche del fatto che ricordiamo, è giusto, c'erano delle belle rappresentanze anche sia del Friuli Venezia Giulia che del Trentino Alto Adige. C'erano una cinquantina di cavalli provenienti da queste altre regioni trivenete e ci ha fatto piacere, insomma. L'ultima cosa, questo campionato Triveneto oggi, che ricorda un po' la storia di quando i comitati erano un comitato, erano uniti, sì. È ancora sentito in questo senso? Ecco, qui mi spiace, è poco sentito. Questi che si sono presentati avevano il vero spirito di collaborazione, anche perché due regioni di queste sono due regioni con cui io collaboro nel settore giovanile. Certo non sono venuti perché ero qui, però sono delle regioni che hanno voglia di crescere, dove hanno pochi impianti e si sono... Specialmente il Trentino Alto Adige si appoggia molto sul Veneto. L'Alto Adige e il Trentino. Si appoggiano, sì. Sono due separati, però si appoggiano molto al Veneto perché non hanno strutture. E chiudendo questo ragionamento, possiamo dire però che gli assenti hanno sempre torto? Come si fa a dire? Gli assenti hanno sempre torto. Gli assenti hanno sempre torto. Ognuno la vede alla sua maniera, non si può neanche tirare la gente per i capelli. No, per carità, però a fare è stata una bella manifestazione. Speriamo un altro anno che qualcuno si convinca a venire, che si sparga la voce, che tutto sommato non si sta così male. 200 cavalli, sono binomi, insomma, a me sembra un bel risultato. Sì, un po' meno importante rispetto ad altri anni, però comunque un buon numero. Grazie mille e grazie anche alla nostra operatrice, di cui vorremmo sentire la voce. Vuole salutare anche lei gentilmente? Buonasera a tutti. Lasciamo il mistero su chi è? O vogliamo dire chi è? Sono Nella Bressan. Allora, grazie a Nella Bressan che si sta venendo a ridere, quindi se vedete tremare le immagini sono io. Sta ridendo. Grazie mille e mi raccomando, vale sempre, se volete fare conoscere questo sport, questa passione, questi video che vedete, condividete. Bravo, perché Ornella lo fa sempre, a dire la verità. Condividere. Tanti di voi non lo fanno, però condividere, quindi visto che nelle vostre pagine ciascuno di voi ha sicuramente amici che amano i cavalli, ma sicuramente tanti amici che i cavalli non sanno neanche cosa sono, quindi condividendo questi video, i link che ci sono sulla pagina di FISA Veneto è una maniera per far conoscere questo sport a quelli che questo sport ancora non lo conoscono. Diamo a tutti una possibilità. Grazie a me, la voce fuori campo. Mica tutti fuori campo. Mica tutti ce l'hanno, noi ce l'abbiamo. Ciao a tutti, Ciao buona a tutti. serata, grazie. Ciao ciao.